Marcello Caruso, nella sua qualità di segretario regionale di Forza Italia in Sicilia, annuncia come Forza Italia segna un nuovo record di adesioni, superando la soglia dei 16.000 iscritti, un traguardo che migliora significativamente i numeri già positivi registrati nell'anno precedente, come evidenziato dal segretario regionale stesso. Questo straordinario risultato, afferma Caruso, testimonia la crescente presenza del nostro movimento politico sul territorio e la sua capacità di attrarre chi si riconosce nei valori del Partito Popolare Europeo. Caruso sottolinea inoltre come libertà, garantismo e centralità dell'individuo rimangano i principi fondamentali di Forza Italia. Il segretario regionale ha poi evidenziato come il partito stia dimostrando una particolare abilità nell'includere diverse componenti della società, amministratori locali, giovani, donne, imprenditori e attivisti, tutti uniti nell'impegno quotidiano per rappresentare i valori del movimento sul territorio. Guardando al futuro, conclude Caruso, ha annunciato l'avvio della stagione congressuale prevista per il 28 febbraio prossimo. Si tratta di un importante processo democratico, ha spiegato Caruso, che porterà alla formazione di una dirigenza competente e rappresentativa per gestire il partito nelle diverse aree siciliane.